Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea, 26 di luglio, da domenica che barba. Ormai sono tutti al mare, in montagna, qualcuno è a casa, qualcuno non si muove da anni, qualcuno quest'anno non andrà in vacanza. Vi auguro che siete tra i coloro fortunati che stanno trascorrendo le loro meritate vacanze. Io continuo da casa mia, perché la domenica io sono sempre a casa da 2017, questi video se voi volete potete andare a recuperarli, leggere un po' di storia d'Italia attraverso le pagine dei giornali, dei periodici e andare per ricordare quello che è accaduto prima, per come è cambiato il mondo. Quindi io vado a bagnare per essere ancora oggi con voi, come sempre, protagonisti della nostra società, noi elettori, noi rasatori. E andiamo bagnato il viso e prepariamo con il Down of Glory, salutando l'amico Alessio Herrera dall'isola di Salina, prodotto Godfellas, prodotto fluido, prodotto ambrato, un ottimo pre-rasatura regalato proprio dall'amico isolano. Salutiamo tutti gli amici del canale, salutiamo Sharinglandia, Alex Nurse, Matteo Preda, Lorenzo dal 13, Mirko Farà, Marco Marotti, Tiziano Goller, poi salutiamo Davide, salutiamo Fulvio, salutiamo tutti coloro che amano farsi la barba, anche quelli che se la scolpiscono, quelli che amano ascoltare questo mix di notizie, questo format che riceve sempre un modesto numero in realtà di visualizzazioni, ma in ogni caso continua a essere coltivato in questo salottino piazzallato di questa cittadina, di questa casa in cui vivo ormai da 6 anni. Più o meno, in questa città, in questa regione invece ci vivo in questa città da 7 anni, in questa regione da 11 anni, e quindi andiamo a preparare il volto. È stato rasato male a Torino con i soliti rasoiacci. Andiamo a vedere con cosa oggi ci raderemo. L'unico prodotto fresco che ho, devo dotarmi di qualcosa: aloe, vitamina E, cremacella del 1899, non mi ricordo mai esattamente, crema da barba all'aloe vera. Questo è il nonnino con la barba, è l'identità di Milano, è una sorta di Mauro di Lernismo, una sorta di elogio di Milano, anche se il Mauro non vive a Milano. In ogni caso ne rappresenta con la sua dialettica mimica e con il suo misto pugliese, un po' l'ironia, un po' la macchietta. Mentre andiamo a pescare dall'Uppercut Deluxe, ciotola in alluminio, in metallo, scusate, da viaggio infrangibile, il nostro Arbor Vitae personalizzato Andrea Reali, è un sintetico Tuxedo 6, un ottimo pennello fatto a mano con resine epossidiche, costruito per me dall'amico Cristiano che a Roma realizza oggetti, non soltanto pennelli ma anche ciotole, portalamette esauste. E andiamo a montare con questo pennello già più volte testato e che col tempo migliora sempre di più, acqua di vegetazione nella ciotolina, nella cuppella della cremacella, e andiamo a pescare e cominciamo la nostra rasatura. Non c'è molto di bello da dire, purtroppo sono ripresi con 13-14 attacchi americani i conflitti nell'area del Medio Oriente, colpiti dissalatori in Bahrain e Kuwait e nell'Oman per lasciare senza acqua i paesi che ospitano basi americane, lo stretto di Bab el Mandeb, l'unico accesso al Mar Rosso alternativo a Hormuz è stato e presidiato dagli Houthi, filo iraniani yemeniti, che sono la vera spina nel fianco non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo. Ancora grossi problemi terrificanti relativi ai costi energetici, avete visto, per chi si è fatto carico di andare a fare il pieno alla pompa di benzina. Nel frattempo andiamo a prelevare con le nostre setole Boti, che sono i partner di Cristiano di Arbor Vitae per la produzione dei suoi pennelli, dove vediamo una schiuma molto bianca, sempre ottima cella, niente da dire. È un prodotto semiduro, quindi richiede un po' di tempo, un po' di vita del ciuffo, un po' di pazienza. Ottima manovrabilità del nostro pennello. L'Arbor Vitae lo vedete sul fondo, l'albero della vita incastonato sotto un vetrino, sotto una protezione per ricordare con la firma l'artigianalità di questi prodotti. Benzina 2,20 €, gasolio scusate 2,20 €, benzina 1,97 €. E andiamo a leggere qualcosa in questa desolata lavagna, non so, petrolio $100 al barile. Andiamo intanto a montare, non perdiamo tempo ragazzi, perché io non ho tanto tempo quest'oggi, non perché abbia da fare, ma ho deciso che nelle giornate estive bisogna evitare di dilungarsi, soprattutto di annoiare gli ascoltatori, che sono coloro i quali poi magari
al pomeriggio o magari la sera o magari la notte, prelevo ancora un po' di questo prodotto. Vede l'assunzione dell'acqua da parte della setola sintetica, c'è bisogno di prelevare un po', c'è bisogno di aggiungere un po' di acqua nel ciuffo, a mio giudizio, in questo ottimo connubio Cella, Arbor Wheat, Tuxedo 6. Quindi le ipotesi sono le accise mobili, era stata inventata dal governo Prodi, poi riprese, vuol dire che non avendo soldi per fare sconti, il governo ha finito i soldi, sì, e così non può fare nulla, e sono quasi state interrotte, cioè 3 settimane fa sono stati interrotti i tagli alle accise. Si possono finanziare sconti prelevando l'IVA maggiormente incassata grazie all'aumento del prezzo del petrolio. Cioè, voi immaginate che roba assurda, cioè finanziano gli sconti con il prelievo dell'imposta sul valore aggiunto dovuto ad altre concause, insomma non ne usciremo, gli italiani non hanno nessuna intenzione di alzare barricate, sì, vanno in piazza per il povero fakiro a cui hanno trovato una pozza di sangue sotto la testa il giorno dell'arresto al quartiere Pilastro di Bologna, che non vorrei ricordarlo, ma è lo stesso in cui per anni hanno terrorizzato la popolazione, le bande di Roberto Savi, la banda della Uno Bianca, erano tutti al Pilastro. Sapete che quel quartiere è ricettacolo di brutte situazioni, senza dare nessuna colpa a nessuno. Indignazione, il sindaco Lepore di Bologna ha voluto sponsorizzare una manifestazione contro l'effetto ICE, cioè contro le politiche con cui la polizia blocca le persone che sono ragionevolmente, a loro giudizio, da controllare, e quindi con dei metodi un po' ortodossi, questo decidetelo voi. Pare che abbiano causato la morte di questo ragazzo molto ben voluto, e quindi noi ce ne dispiacciamo, perché la morte di un uomo è sempre una tragedia e la morte di milioni di uomini è un dato statistico, come diceva Stalin. Benissimo, andando avanti, andiamo a massaggiare per bene il nostro viso. I quindicenni in Francia dovranno attendere quest'età, per i giovani attendere i 15 anni per usare i social, perché prima gli saranno proibiti. Crolliamo, Spagna ha vietato il fumo all'aperto in spiaggia, per le strade, non potete più fumare di fronte agli altri. Ottima idea, bellissima cosa, io amante del toscano ho dovuto dismetterlo, vabbè. Sono un sostenitore che il fumo faccia malissimo, che quello passivo altrettanto di quello attivo o poco meno, quindi ottima scelta. Assalto al Notav, 60 feriti leggeri ieri a Chiomonte, dove l'annuale passeggiata antagonista di uomini incappucciati con i kiwi neri e le maschere da sub hanno lanciato bombe carta nei cantieri dell'alta velocità bloccata dall'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Ancora violenza, ancora infiltrazioni, ancora piccoli poteri sfrittellati che mandano giovani violenti venuti anche dall'estero per scassare i coglioni agli italiani, a quelli che lavorano e che devono poi pagare i danni di queste cose, perché ovviamente chi pensate che le paghi queste cose, i danni ai cantieri? Certo, i macchinari che vengono utilizzati saranno assicurati e se le pagheranno loro, ma in ogni caso sappiate che ce le rimettete pure voi, ma soprattutto il senso di inciviltà di non lasciare che un'opera ormai progettata, sicuramente utile per lo sviluppo del nostro paese, sia ancora dopo anni, sempre a luglio, quando la gente in vacanza non ha i soldi per andare al mare, allora va a rompere le palle nella Valle di Susa. Saluto così l'amico Fabrizio per quello che ne sa, e io direi che possiamo partire con la rasatura, perché veramente molto bella e molto morbida, molto ben compatta, e la nostra cella all'aloe vera. Abbiamo un rasoio che uso raramente, non perché non mi piaccia, è un Mule R89, ve lo faccio vedere, classica Zamac finto elegante tedesca, non male, di giusto peso, molto apprezzato, vedete, ha una retinatura, ha una base con delle iscrizioni che danno anche un po' la tutela di un marchio, insomma la pubblicità di un prodotto tedesco che andremo ad allestire con queste Derby Premium nere, che mi fece proprio conoscere l'amico Alessio Herrera. Ottime lame, credo tra le migliori che ultimamente ho provato negli ultimi anni, intendo, perché ormai è diventato anche un problema scegliere le lamette. Poca cola, andiamo a scartare la nostra Derby Premium e vi faccio vedere i punti di cola che erano presenti, vedete solo un po' i resti, una leggerissima grammatura per tenere ferma
la cartina e andiamo ad aprire il nostro rasoio, che qua è chiuso a chiave, non lo so, è Tiberio che lo usa, ha le mani sicuramente più operative delle mie, che con la mia, ahimè, rizoartrosi non mi consente di fare con la mano destra delle grandi forze, ma insomma non sarà quello, c'è di peggio. Posizioniamo la lama cercando di non tagliarci e andiamo a fissare questo manico di medio peso, come gli abiti mezze stagione. Andiamo a radere. Bene, non avevo dubbi. Necessario con questo caldo osceno, qua avrebbe dovuto esserci l'allerta gialla. Nel Livornese non è scesa una goccia di pioggia, l'umidità credo che sia vicina all'80%. Veramente un clima inospitale. Andiamo a girare il rasoio lato pulito per raderci il lato sinistro, ovvero lato finestra. Io sono raffrescato da un ventilatore appoggiato a terra per dare a questo piccolo bagno un po' di areazione. Bene la potenza di taglio, la sicurezza di una rasatura rapida, fatta però con un rasoio di sicurezza, non con un multilama. E in pochi passaggi noi siamo praticamente giunti al completamento della prima fase, del primo passaggio, che è il pelo. Molto bene, la coppiata Müller 89 Derby Premium. E procediamo con il secondo passaggio. Rieccomi, andiamo mentre attendiamo Pirlo. Ecco, Pirlo, manca la firma ed è il nuovo direttore tecnico, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Abbiamo assistito alla finale dei mondiali la scorsa settimana, era domenica dopo la rasatura. In Spagna 2 milioni di persone in piazza hanno accolto i campioni, le Furie Rosse, mentre Leo Messi ha concluso la sua carriera calcistica prendendolo nella giacca, ma insomma penso che avesse già raccolto abbondantemente delle ottime occasioni per essere felice non solo dei suoi ingaggi, delle sue fortune, ma anche della sua fama di calciatore campione del mondo. Quindi bravo Messi. Cosa farà Messi? Anche lui avrà, come tutti noi, a che fare adesso con la vita casalinga, no? Avrà qualcuno che lo aspetta a casa che gli dirà: cosa fai oggi, dove sei andato, dove andiamo, cosa fai, oppure cosa non fai, perché siamo messi tutti un po' così. Vi faccio una domanda: voi quando vi radete, vi chiudete nel bagno, cercate di farlo quando i vostri parenti, se ne avete, non sono in casa, oppure lasciate aperto, costringendoli a sentire i commenti di come questi i rasoi passano sul viso, o nel caso di magari di opinioni, sentire le vostre opinioni, oppure vi schermite e lo fate in privato, perché non è sempre così gradita la pratica della rasatura, soprattutto filmata. È lungo tempo che si trascorre in bagno in questa pratica quando ci si vuole divertire col rasoio, non solo farsi la barba. Quindi è una statistica che faccio, io lo faccio quando sono principalmente solo la domenica, perché domenica che barba si gira da soli o con coloro i quali hanno piacere di ascoltarti. Andiamo a prendere il secondo passaggio, quindi il rasoio. Mule, molto bene, ottima scorrevolezza, teniamo sempre umido il viso, una giusta quantità di acqua nel pennello. Zona baffi, mentre questa radio si chiama Radio Hinterland, una radio lombarda. Prima c'era un intervento che parlava di Benedetto Croce e di Piero Gobetti, sembrava una radio del Partito Liberale, mi sono emozionato per un momento, mentre adesso sta cantando Alan Parsons, Eye in the Sky. Sempre un bel sentire, musica molto bella. Hanno cantato i Litfiba. Giovedì in Toscana, non so bene dove, l'amico Enzo è andato a sentirli. Pare gran concerto, nonostante la spelacchiatura del frontman Piero Pelù, che continua a difendersi. Bene, Red Hot, perché succede anche questo nelle migliori famiglie. Derby Premium, può anche tagliare più di quello che vorreste.
bagniamo il viso, prepariamoci la terza stesa, 200 milioni e 500 mila euro, manco a dirlo, è il jackpot del Super Enalotto, ed è un po' che non viene vinto, quindi cifre impressionanti, i 14 anni alla sbarra, non che non fossero imputabili prima, ma si vuole cambiare una legge, bagarre naturalmente delle opposizioni, perché in questo caso la destra vuole invertire l'onere della prova, cioè non è che ti fermo se sei incapace di intendere di volere, ti grazio, se sei capace di intendere di volere ti metto dentro, qui ti arrestano come prima cosa, poi dopo vediamo se eri o meno capace di intendere di volere, non è una sottigliezza, quindi ogni occasione è buona per litigare sulle cose importanti certamente, ma rispetto ai grandi problemi direi esiziali, rispetto a quello che dovrebbe discutere un governo che ha veramente a fuoco i bisogni di un paese. A Barisardo, a proposito di giovani, ucciso a coltellate dal nuovo compagno della fidanzata e dal fratello della stessa, dopo che lui aveva messo sotto con la macchina, ferendola per fortuna non gravemente la stessa, durante una lite, quindi insomma ragazzi che a 23 anni, 22, 19, commettono cose incredibili, gravissime, dove il coltello è sempre protagonista, non si sa se questa stretta sarà una soluzione al dilagare della violenza e del disagio giovanile. Poi ricordiamoci che i figli crescono nelle famiglie, perché vivono nelle famiglie, quindi sono responsabili principalmente i genitori, che oggi hanno magari 40 anni, che pensano a tutt'altro piuttosto che seguire i figli, perché sono dei disgraziati. Tu se fai un figlio e non lo segui, sei un disgraziato. Ecco, il governo dovrebbe fare delle leggi contro l'abbandono dei figli, anche se vivono nella stessa casa, perché si vivono delle situazioni impensabili con dei genitori senza criterio, dediti a qualunque stronzata che li porta fuori dal ragionamento, fuori dalle proprie responsabilità. Questo va colpito duramente. Laghi assassini dopo la morte del marito di Eugenio Roccella nel lago di Vico. Una bimba davanti a un parco pubblico ha fatto il bagno e scomparsa nelle acque limacciose del lago di Como. L'altro giorno un padre, per salvare la figlia, è morto lui sempre nel lago di Como. Il Pride di Berlino ieri, attentato islamico sicuramente, obliquo, un furgone stava per terminare la mega adunata di milioni di persone a Berlino per il Pride, un furgone si è schiantato sulla folla uccidendo una persona e ferendone altre 16. Questa è l'intolleranza, questa è da sempre la Germania l'obiettivo da colpire. Anche gli Stati Uniti, l'ha detto il professor Giulio Sapelli, vorrebbero fare della Germania un campo di patate. I tedeschi stanno pagando duramente quello che è stato nel passato, gli anni 30, quello che sono riusciti a costruire nella loro mente malata e criminale, sto parlando dell'Olocausto. Non avranno mai pace e quindi mi spiace per tutto quello che è accaduto, è un'inciviltà, è una cosa del medievale, però se siete nel mirino di queste persone, purtroppo un motivo ci sarà. Gli Houthi che bloccano Bab el-Mandeb, abbiamo detto, lo stretto, l'unico sbocco sul Mar Rosso, e poi Boccia Ranucci, Maria Rosaria Boccia, quella che aveva aperto la testa dell'ex ministro con un posacenere in un albergo di Sanremo, ha detto che è molto amica di Ranucci. Questa notizia chiaramente è inutile scriverla, ma io nella lavagna non è che debba scrivere qualcosa, ma lo dico per ricordarvi che succedono anche dei fatti che non è che vadano sottolineati, ma vanno ricordati, non vanno trascurati nel quadro generale, dove alla base di tutto c'è una follia collettiva data sicuramente dall'invasione dei telefoni, del display, delle cose che vengono propinate con i rulli dei social, questi video che col pollice fanno passare ore e ore a gente dai 14 agli 80 anni, che alla fine della giornata non sanno più chi sono. Vado intanto a bagnare per rinfrescare il viso e per sciacquare dopo il terzo passaggio. E rieccoci con l'asciugamano color Brasile, color zabaglione. Andiamo a tamponare e dedicheremo, come sempre, qualche minuto a una rapida scorsa dei giornali, in questo caso sempre il Foglio. Vi ricordo la festa dell'ottimismo a Firenze, mi pare il 15 di ottobre, dove tutti i giornalisti del Foglio presenti intervisteranno esponenti della politica, principalmente del governo, dell'opposizione, della cultura a Palazzo Vecchio al Salone dei 500. Molto interessanti, io se riesco chiaramente ci andrò, vedremo cosa accadrà. Bene, io lascio un po' il viso umido e vado a acchiappare soprattutto
questi, e poi il Foglio uscito ieri, edizione weekend, da cui traiamo, questa è la prima pagina, vedete in rosso il gran lodo Giorgetti su Vannacci, ma non vi leggo di questo, ragazzi cattivi, qua si parlava per l'appunto dei 14enni, della riforma dell'imputabilità dei minori sotto i 18 anni, un giusto processo invece che un'esenzione della responsabilità forse è effimero, forse non ingiusto. Poi Giuliano Ferrara, diciamo firma storica, non più direttore, ma insomma gran commì del Foglio, che ci dice: preti di strada, operatori sociali di comunità, la maggioranza dei sociologi, salvo eccezioni e differenze di approccio al tema, sono convinti che stabilire una nuova soglia di responsabilità penale non avrà alcuna conseguenza risanatrice per la piaga delle bande minorili e per numerosi casi di comportamento deviante degli adolescenti o dei poco più che bambini coinvolti in casi di criminalità che suscitano insieme compassione, insicurezza e allarme. Questa è la sua posizione. La pazienza di Renzi, intervistato da Ginevra Eleganza, dichiara: per evitare Meloni al Colle ignoro Appendino, che sapete è nel 5 Stelle, braccio destro di di Giuseppe Conte, le preferenze passeranno nonostante Tajani, sapete la frizione della famiglia Berlusconi che non vuole assolutamente che le preferenze passino perché non ha interesse, anzi vuole che i suoi parlamentari continuino eterodiretti dal nord d'Italia, da Milano, fare gli interessi della famiglia Berlusconi, dei suoi eredi. Maledetti rinnovabili, qua è la Stefania Proietti, governatore dell'Umbria, che chiede al governo, lei è una progressista eletta in quota PD, e chiede appunto al governo Meloni, in nome di Francesco, sapete sono gli 800 anni dalla nascita, e di San Benedetto, di bloccare l'eolico. Ok, visto che le strade amministrative sono tutte chiuse, la Presidente dell'Umbria evoca i santi della sua preghiera a Giorgia Meloni. La progressista Stefania Proietti, in una lettera alla Presidente del Consiglio, chiede di tutelare l'integrità della bellezza unica dell'Umbria, che è la terra natia di San Francesco, patrono dell'Italia, e San Benedetto, patrono d'Europa, su cui trovano quindi fondamento le radici culturali del nostro paese. Queste sono parole della governatrice. Il paesaggio e la storia d'Italia e d'Europa sono minacciati da Phobos, che porta appunto il nome di una spaventosa figura mitologica, ma altro non è che un impianto eolico da costruire nei pressi di Orvieto. Ve lo scrivo se volete andare a cercare come si chiama questo mostro, si chiama Phobos, guardate, scritto così. Quindi se volete informarvi, voi se frequentate l'Umbria con amore, potete anche essere parte di una critica, mandare magari una lettera, scrivere a qualcuno, dire la vostra, non stare soltanto lì a leggere, a bofonchiare e a sbuffare. Benissimo, banconote volatili, qua si parla delle nuove effigi che saranno pubblicate sulle nuove banconote della Banca Centrale Europea, cioè degli euro, e si dice che vinceranno gli uccelli. Lo so, qua è Camillo Langone. La Banca Centrale Europea, che è molto sarcastico come sapete, la Banca Centrale Europea ha aperto un sondaggio per decidere le immagini delle prossime banconote europee, e gli europei fra la cultura e la natura sceglieranno sentimentalmente che cosa? La natura. Vengono offerte due opzioni: volete voi a rappresentare il vecchissimo continente, i grandi personaggi dell'arte e della storia, oppure gli uccelli? Scegliere la cultura significa preferire le effigi di Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes e Leonardo, Bertha von Stuttner, e insieme alla cultura il femminismo grande e materno che presentemente domina un'Unione Europea senza più madri. 3 donne su 6 per dire quanto pesa il potere rosa. L'ignota e invotabile baronessa von qualcosa, amica di Alfred Nobel e guarda caso premio Nobel per la pace nel 1905, a torreggiare dall'alto della banconota da 200 euro. Scegliere la natura significa preferire invece volatili quali picchi, gruccioni, avocette, cicogne. Vuoi che gli europei metropolitani non si commuovano di fronte a una cicogna? Questo senza dubbio. Magari se ho tempo vi leggo anche la sempre salace finestrella che Camillo Langone a pagina 2 del Foglio pubblica tutti i sabati. Si parla di misantropo o nostalgia dell'uomo, dice. Ma vediamo nel frattempo piccole cose, vi fanno gli approfondimenti tra Coppa e Corona. Naturalmente si parla della vittoria della Spagna in mondiale di calcio. L'Alto Titanic, qua si parla dell'Andrea Doria, partita da Genova il 17 luglio del 1956, a bordo c'erano 1706 persone. Un focus di Nicola Mirenzi sugli integratori che stanno facendo strage commerciale
e che tutti acquistano a man bassi investendo un sacco di soldi per il proprio bene, ma è qua il problema, il male oscuro dell'automobile. Ogni paese ha i suoi guai, occhio alla Cina, manco non ci fosse il caso di dirlo nel pezzo chiaramente di Stefano Cingolani, e si dice è colpa dell'elettrico, dei dazi di Trump o della follia verde di Bruxelles? No, una causa sola non esiste e tornare indietro è impensabile, ma in gioco c'è il futuro dell'Europa e si dice cercasi strategia. Ora è Pechino a invadere l'America e l'Europa, la svolta irrefrenabile dopo la pandemia e lo shock economico e politico che scuote la Germania. Non sono soltanto i 120.000 esuberi di Volkswagen che hanno trovato in Cina un enorme mercato di sbocco fino alla pandemia che gli ha portato un mare di soldi e di guadagni. Adesso chi è andato peggio tra tutti questi c'è soprattutto la Tesla di Elon Musk che ha perso il 40%, seguita da Toyota che ha perso il 20%. Questa è l'industria automobilistica europea e anche continentale, lasciatemi dire. I pavoni del Pirelli, qua vi salto, avevo detto nella mia pillola che Decade, il calendario Pirelli storico, verrà fotografato dal grande maestro e artista Raghu Rai, indiano naturalmente, ma non vi leggerò questo. Interessante però le battute che la Ginevra Eleganza va a solleticare a Matteo Renzi, che ci dice: il campo largo senza il centro perde. Lui dice Renzi, sto con buttafuoco, Giuli lo odia, e qua ci spiega che il movimento non ci arriva. Guardi, pur di non avere Meloni al Quirinale, sarò breve, Vannacci e Chigi a Salvini al Viminale. Vannacci a Chigi e Salvini al Viminale sono disponibili a fare un esercizio di santa pazienza ed evitare di ricordare ad Appendino tutto quello che lei ha detto in questi anni, a cominciare dall'alleanza giallo-verde. Dice: io non voglio stare in Parlamento grazie a Schlaino Conte, dice Renzi, io se entro ci entro con le mie idee, non con il loro seggio blindato. Spero che questa considerazione faccia chiarezza e, se mi permette, anche giustizia rispetto a tutte le polemiche infami che mi hanno lasciato dietro. Poi si parla di Giuli, no? E cosa ne pensa Renzi di Giuli? Dice il punto è che Giuli, lei lo odia, e questo è un altro motivo per stimarlo tanto. Vede, questo paese tornerà a essere un paese normale solo quando Giuli ritornerà nel bosco con il flauto a suonare inni al dio Pan, perché quello è il suo habitat naturale e non il Collegio Romano, dove, aggiungo, c'è la sede del Ministero dei Beni Culturali. Batteremo l'evasione con la I, la più grande fregnaccia tirata fuori da Felice, che è l'economista di Elly Schlein, che per risolvere il problema dell'evasione dice: da cosa partiamo? Da una grande riforma fiscale, ma pensa un po', costruita attorno a due punti fermi. Uno, la lotta dell'evasione da condurre anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, e l'eliminazione del forfettario per gli autonomi. Sei un povero scemo, sei, perché quello che ha dato coraggio alla gente che lavora senza contratti fissi, senza assicurazioni, senza niente, e che riesce a sopravvivere grazie alla flat tax, e tu arrivi che seduto con il suo pesante culo sulla sedia vieni a proporre questa cosa. Sei veramente una persona da evitare. Un buon modo per non votare il PD e gente come te. Per concludere va avanti e dice: l'idea è di ricondurlo, ecco, diciamo, intanto all'IRPEF, questo è il settore, diciamo, della flat tax, prevedendo la stessa soglia di esenzione per dipendenti autonomi, per poi procedere a una vera e propria riforma dell'IRPEF. Qua intervistato dalla brava Marianna Rizzini, cosa c'era da tenerlo, legarlo, abbiate pazienza, dirgliene 4. Questo non si poteva fare, non vi leggo Camillo Langone perché diventa tardi, lascia a voi il desiderio di andare a leggere, ma concludiamo nell'ultimo minuto che voglio dedicare a voi. Barocco, eccolo qua, prodotto di Donato Cigniello di Extro, una grande fragranza levantina, intensa, importante, che al sole lascia nelle strade di Otranto, dove vorrete, nel mondo bizantino, nel mondo di Federico II, in questa Italia invasa da migliaia di persone nel sud dell'Italia. Andiamo in un eau de toilette a non risparmiare e, dopo una rapida scossa, aspergere il viso e augurarci oggi una buona domenica, quindi da parte di Andrea e da Domenica che Barba. Per voi l'invito a risentirci la prossima settimana, con l'augurio di fare un gran bagno fresco, di mantenere sempre le idee chiare e non arrendersi mai. Ciao!